iniziare un trattamento ortodontico nel bambino? Hai mai notato che il sorriso del tuo bambino potrebbe essere più dritto? Ti sei mai chiesto qual è il momento giusto per iniziare un trattamento ortodontico? Oggi ti guideremo attraverso il momento ottimale per considerare l'ortodonzia per il tuo bambino. Secondo l'Associazione Americana degli Ortodonzisti, il momento ideale per una prima valutazione ortodontica è intorno ai 6 anni. A questa età alcuni denti permanenti hanno iniziato ad erompere, permettendo agli ortodonzisti di identificare potenziali problemi con la crescita della mascella, l'allineamento dei denti e lo sviluppo dentale. Ci sono diversi segnali che possono indicare che il tuo bambino potrebbe beneficiare di un trattamento ortodontico. Tra questi, affollamento dei denti, spazi eccessivi tra i denti, morso incrociato, morso aperto o abitudini come il succhiamento del pollice oltre i 5 anni. Se noti uno di questi segni, è il momento di consultare un ortodonzista. Iniziare il trattamento ortodontico nel momento giusto può avere numerosi benefici, tra cui la correzione della guida della crescita della mascella, la riduzione del rischio di trauma ai denti sporgenti, il miglioramento dell'aspetto e dell'autostima e la semplificazione o l'accorciamento del tempo nel trattamento ortodontico in seguito. Ricorda, ogni bambino è unico e solo un ortodonzista può determinare il momento più appropriato per iniziare il trattamento, basandosi sullo sviluppo individuale e sulle esigenze specifiche. Se pensi che tuo figlio possa beneficiare di un trattamento ortodontico o se hai domande, contattaci oggi per una consulenza. Investire nella salute orale del tuo bambino è un regalo che dura una vita.